Aveva fretta di nascere il piccolo Alessandro e così martedì, ultimo giorno dell'anno, è venuto alla luce per la gioia di mamma Giorgia Cavallaro, 35enne di San Martino di Venezia, l'infermiera divenuta famosa il 24 aprile del 2019 quando, durante il turno di servizio con i colleghi dell'ambulanza di Portoviro, salvò la vita al piccolo Giorgio, il bambino abbandonato in fasce davanti al cimitero di Rosolina. E proprio Rosolina ha voluto ricordare quell'episodio dedicando a Giorgio il presepe nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio. A realizzarlo il vice sindaco Daniele Grossato accanto a numerosi volontari del paese. Per Rosolina Gesù Bambino è nato ad aprile del 2019 e con il ritrovamento appunto di questo bambino. E mentre il piccolo Giorgio ha trascorso il suo primo Natale con la sua nuova famiglia, da Rosolina arrivano gli auguri all'infermiera Giorgia, che aveva commosso l'Italia con una lettera aperta al bambino salvato. Non ho figli, mi piacerebbe adottarti, aveva scritto. 8 mesi dopo, con un po' di anticipo, ecco Alessandro, da qui gli auguri di tutta Rosolina. Occasione anche di fare gli auguri alla neomamma infermiera che quella mattina nell'ambito del suo lavoro si è dedicata a poter salvare Giorgio. A tutti un grande augurio.